adolescenza, circa 18 anni, nel suo paese d'origine. Poi a un certo punto della sua vita è stato costretto ad abbandonare la sua isola, ad abbandonare il suo paese d'Orgali e si è trasferito in cerca di occupazione. Quindi è partito prima a Roma, è rimasto circa un anno e poi si è diretto nel nord Italia, in particolare a Torino, quindi uno dei 3 poli del triangolo economico italiano. Ha intrapreso diversi lavori sino a entrare in una delle allora più ambite fabbriche, che era la Fiat. Adesso ambite, pago. E può sembrare che la sua vita sia è quella che lei racconta poi nel suo libro, perché poi Anzelino e lei, noi nel sardo nostro campidanese sarebbe Angiulleddu, quindi Anzelino. Anche Angelino. Però Anzelino è poco conosciuto, noi diciamo più Angiulleddu. Io, il fratello di mio padre si chiama Angelo e lo chiamavano Angiulleddu, quindi lo chiamavano così. Villacidro Angelino. Ah, Villacidro Angelino. Però lui è Anzelino con la Z, Beh certo, lui è Cabillo. È più esotico, sì, è vero. Quindi la sua vita sembrerebbe quella, la sua storia sembrerebbe quella comune a tanti sardi, a tanti meridionali che in un certo senso lo è. Sono stati costretti ad abbandonare la propria isola per diventare strangiusu, quindi forestieri, in quella che noi diciamo terra allena, quindi terra d'altri, non la nostra terra, vivendola anche abbastanza male questa condizione. Quindi sembrerebbe una storia, una semplice storia di emigrazione, ma assolutamente. Non è una storia comune, la sua è una storia assolutamente straordinaria ed eccezionale, perché Anzelino è partito con una condizione particolare, perché proveniva da una famiglia di pastori di contadini, quindi non aveva compiuto per intero gli studi, si era fermato alla terza media, è arrivato a Roma, poi è arrivato a Torino. Ditemi voi poi quali sono le conclusioni. È arrivato a Torino, è entrato a lavorare sì, non solo alla Fiat, ma ha fatto anche altri lavori, si è iscritto alle scuole superiori, si è diplomato alle industriali come perito elettronico, poi si è iscritto così, per togliersi uno sfizio, all'università in matematica e fisica. Avete capito bene, matematica e fisica, si è laureato a pieni voti e poi che cosa ha fatto? È rientrato nel suo paese e è diventato un insegnante. Quindi, prima di proporre le letture che abbiamo selezionato per farvi ascoltare le pagine di questo libro, voglio chiedere una cosa al signor Carta, che prima però ha detto che vuole fare... La posso chiamare davvero Anzelino? Oh, va benissimo. No, Anzelino mi piace molto Anzelino. Allora Anzelino, le do del tu. Ok, mi ha detto prima che vorrebbe fare dei ringraziamenti. Prima le lascio fare i ringraziamenti, poi le faccio la domanda. Va bene? Va bene. Ok. Le passo il microfono. Siccome io mi sono sempre emozionato, anche quando è stato presentato il libro 38 anni fa. È stato presentato più volte, Sardegna e oltre, e molte volte ho dimenticato di ringraziare gli organizzatori. Questa volta lo faccio per primo. Ecco, quindi ringrazio gli organizzatori del festival letterario Strangius, in particolare il direttore artistico Giuseppe Manias, che tante telefonate ci ha fatto ad Orgali a me e a mia figlia, che mi fa un po' da aiutante da segretaria. Giuseppe Manias è l'assessore Guido Cracangiu, quindi il comune di Serramanna, nella persona degli assessori e del sindaco, l'associazione Città della Terra Cruda, vedo che dietro di me c'è anche la Terra Cruda, mi sembra Terra Cruda perlomeno, e anche la biblioteca gramsciana Onlus. Ecco, questo ringraziamento lo devo fare perché qualche volta l'ho dimenticato. Possiamo andare oltre? Grazie. Allora, un applauso, grazie. Non vi ho detto che questo libro ha la mia età. Io sono nata nel 1981, quindi ho 38 anni. Questo libro ha 38 anni. Non questo, non questa edizione. Sono andata a cercarvi anche l'altra, che però questa non è la copertina originaria, su tutta la storia. Questa è la prima edizione. Per la prima volta è stato pubblicato nel 1981 dalla casa editrice torinese Einaudi. Poi nel 2003 è stato riedito da Lilisso.
che invece è una casa editrice sarda con sede a Nuoro, di cui noi sardi siamo anche abbastanza orgogliosi. Io l'ho visitata, è bellissima. E che cosa hanno in comune queste edizioni? Entrambe sono strutturate in 9 capitoli con un epilogo, però la prima, quella di Einaudi, aveva nella quarta di copertina una sorta di, non sinossi, perché io la chiamerei veramente riduttiva a chiamarla sinossi, sintesi, come adesso si fa in questi libri che ci sono adesso oggigiorno, no? È proprio un'analisi critica di Vincenzo Conso. La chiamavano risvolto di copertina. Risvolto di copertina. E Vincenzo Consolo, insieme a Calvino, a Bollati e a Levi, era uno dei più stretti collaboratori di Giulio Einaudi, che appunto era l'editore dell'Einaudi stessa. Oggi l'Einaudi è passata a Mondadori, se non sbaglio. Non ha proprio... Vero, mi sembra sia passata a Mondadori. Allora era una casa editrice completamente diversa. Mentre invece il libro dell'Ilisso ha una nota introduttiva, una prefazione che è stata scritta, anche questa, da qualcuno, da Giulio Angioni, ma sempre comunque personaggi abbastanza illustri che scrivono per lei, devo dire, vero? Quindi io mi chiedo questo, qual è la mia domanda? Ho dissentito un po', perché a me personalmente quella di Giulio Angioni non piace, poi potremo inserirla in qualche domanda dopo, ed infatti probabilmente non ci sarà in una futura edizione. Lo dirò dopo, in qualche domanda, perché non mi è piaciuta. Va bene. Quindi la mia domanda è questa, la mia curiosità anche, poi sicuramente sarà anche una curiosità del pubblico. Ma com'è che questo libro è nato? Cioè, com'è che poi è arrivato nelle mani di Einaudi? C'è una storia particolare? Perché io la conosco, però la voglio sentire da lei. Va bene. Una domanda che è stata capita male questa mattina, oppure che mi è stata fatta, non l'ho capita. Sono contento di cominciare da una domanda che mi è stata fatta questa mattina. È entrato dalla Einaudi nei cancelli principali. Qui vedo un cortile di cancelli enormi, è sicuramente una casa di grandi signori, e anche lì c'erano i portoncini piccoli, nelle strade secondarie i cancelli principali. L'ha consegnata Giulio Bollati, ha consegnato il manoscritto a Giulio Bollati, che era il censore per 40 e più anni, ha consegnato a Giulio Bollati Antonio Brusca, il mio cardiologo. E io non ce la facevo più, stavo per cadere, un esaurimento, lavoravo, studiavo, alla fine scrivevo anche, e quindi non ce la facevo più, avevo una tachicardia fortissima e mi sono dovuto ricoverare in cardiologia e mi curava Antonio Brusca, che era un personaggio pure lui, deputato della sinistra indipendente. A furia di farmi queste analisi, queste anamnesi, le chiamavano loro, mi dico, portami per favore il manoscritto. L'ha letto prima lui e poi l'ha portato a Bollati. Dal cancello principale Bollati l'ha letto immediatamente. E ha dato subito il suo parere positivo a Bollati con delle parole rivolte a quel consiglio di amministrazione che tu hai riassunto brevemente, scusate. Va bene, adesso invece facciamo la domanda che avrebbe voluto che qualcuno le facesse. Come mai non le piace la prefazione di Giulio Angioni? E perché non la rivuole nella seconda edizione dell'Ilisso? È lunga, si sta preparando, se lo sta posizionando. No, lui parte così, ci guarda dall'alto, planando come un... e dice che tutto sommato io e qualche altro scrittore in Sardegna eravamo dei casi accaduti lì, mentre lui era venuto, e secondo le sue descrizioni dell'introduzione, è venuto dal cielo a miracolo mostrare. Ecco, erano dei libri scritti per errore, il mio e qualcun altro, se non faccio nomi, casi così sporadici che accadono in Sardegna, e che tutto sommato io avrei copiato, mi sarei ispirato, perlomeno c'è scritto esplicitamente, sì, al libro di Gavino Ledda, il che offendeva chiaramente non solo Giulio Bollati, il capo censore dell'Einaudi, tutto il consiglio di amministrazione, e poi il lettore, e io parlo con voi lettori, con quei 10 lettori che l'avranno letto, vedranno che sono cose completamente diverse da un punto di vista antropologico, da un punto di vista sociologico, eccetera, eccetera. Mondi completamente diversi. E Giulio Angioni conclude così, insomma, che ci vede dall'alto come due casi sporadici, che tutto sommato avremmo anche litigato, e dicendo che io avrei copiato Gavino Ledda. E glielo chiede a Bollati queste cose qui, o a Calvino, o a Giulio Einaudi. Grazie,
Adesso non so come sia questa cosa qui. Deve andare. Ok, ce la facciamo. Allora adesso, per farvi capire che le parole che Angelino ha adesso pronunciato non sono accusatorie nei confronti di Giulio Angioni, però ha ragione. Se leggete la nota introduttiva, effettivamente sì, lui non riesce a capire effettivamente l'originalità della sua scrittura, prima di tutto, perché se la sua vita è stata straordinaria e eccezionale, anche la sua scrittura è eccezionale. Lo stesso Vincenzo Consolo nella quarta di copertina, com'è che la chiamata lei? La chiamavano lì a Reina risvolto di copertina. Nel risvolto di copertina parla del suo libro come racconto lucido e vero. Sono due aggettivi assolutamente azzeccati, perché lei che cosa fa? Allora racconta, quindi Angelino racconta la sua vita, ma non racconta solo la sua storia, perché il lettore, voi che ascolterete adesso le parole perché abbiamo fatto proprio una selezione di lettura, voi potete entrare veramente in contatto con il mondo di Angelino, ma farete sicuramente un viaggio, io lo chiamo di conoscenza storica, etnografica, antropologica e di coscienza sociale, cosa che devo dire che in Gavino Ledda io non ho trovato. Io non ho trovato, è una storia completamente diversa, è un intento anche, credo, completamente diverso. In Angelino noi troviamo un racconto perché è vero e lucido, perché è un viaggio di conoscenza storica, cioè lei descrive con in dettaglio, con meticolosa e con un'estrema precisione anche un periodo storico particolare della nostra nazione, dal 69 agli anni 80 praticamente. Li descrive come farebbe un documentario. Gavino Ledda questo non l'ha fatto, Quindi forse Giulio Angioni effettivamente si è veramente sbagliato. Fa bene secondo me a non volere una nota introduttiva nuovamente nella sua seconda edizione di Lillisso. Adesso noi facciamo una selezione di letture e poi insieme continuiamo a dialogare, va bene? Sì. Grazie. Volevo dire anche Sì. che io non sono un parlatore, però qui davanti c'è qualche amico che mi ha visto oggi anche a pranzo. Sono un parlatore di Magasino. Magasino da noi è la cantina dove si beve vino e si mangia formaggio marcio, eccetera, eccetera. Sono un risponditore che posso stare 24 ore a rispondere dettagliatamente alle domande, per cui pregherei di farmi delle domande. La collega qui chiaramente. Non sono un parlatore come chi mi ha preceduto, lo dico nel senso buono, e complimenti anche ad Annino Muroni, se n'è già andato, perché oltre che scrittore è anche un parlatore. Auguro a Annino Mele di essere perdonato completamente per qualche anno, di fare anche il politico, perché oltre che scrittore, complimenti, sei anche un parlatore. Grazie. Angelino sta sognando di giungere in corriera al suo paese. A un certo punto la corriera rallenta e si ferma. Il rio Frumeneddu, che nasce nei monti del Gennargentu, a Fonni e Urzulei, sfocia tramite la gola di Gorroppo, nella vallata di Odoene. Qui scorre lento, staccando i monti Oddeu, Tundu, Ruiu e Omene, che si elevano a strapiombo per centinaia di metri dalle vigne coltivate tenacemente dalla gente di Dorgai. Sempre virtuoso di anguille e di trote, è accompagnato nel suo corso da 2 altri filari di Ontano e sotto di questi da 2 filari di Oleandro, che con i loro fiori bianchi e rossi sembrano cogliere trionfanti le acque delle montagne. In certi tratti, oltre alle piante menzionate, non mancano in abbondanza gli arbusti di corbezzole e di lentischio, il mirto e le canne altissime. Quando questo fiume lascia la vallata coltivata, davanti a Monte Omene,
prima di nascondersi dietro il monticello roccioso di Coazze per gettarsi definitivamente nel Cedrino, verso il paese c'è uno strapiombo alto una ventina di metri. Da sopra di questo e fino alle campagne di Stiporo e alla collina di Sant'Erene, che occulta completamente la valle vinicola, si estendono le campagne di Alaturpa. Gli accenti non diciamo nulla, Io ho cercato di fare un po' la versione di funzione, un po' la versione si dice ortofonica, quando si mettono gli accenti a posto, acuto, grave, circonflesso, però non importa se si sbaglia qualche accento. Fino adesso non li abbiamo ancora azzeccato bene, ma ci sono. Dall'età di 14 anni Angelino faceva parte del gruppo dei ballerini dorgalesi. Indossare l'antico costume per i giovani non è un'operazione molto semplice, in quanto l'abito consta di molti pezzi di abbigliamento che devono essere sistemati a dovere sul corpo e poi legati scrupolosamente con cordoni. Per le donne il problema è ancora più complesso, al punto che, quando si recano in comitiva alle feste popolari per esibirsi in costume, sono sempre seguite da 2 donne anziane, sas vestidoras, che oltre ad aiutarle a vestirsi e a modellarsi i capelli, devono anche fare da guardiani a loro e agli altri oggetti preziosi che le fanciulle portano addosso lungo la sfilata. In una giornata di agosto del 1964, il gruppo di Dorgali fu a Nuoro per partecipare alla Sagra del Redentore. Angelino, essendo già vecchio del gruppo, era uno dei più rapidi ad indossare il costume. Solitamente i locali che venivano adibiti a spogliatoi in ogni città ove si recavano erano quelli di un edificio scolastico. Sulla porta delle scuole Angelino, in bervecchina, l'antica mastrucca di pelle nera di pecora, non tosata e senza maniche, in fracca, il gonnellone di orbace e in berlitta. Parlava con giovani di altri gruppi folcloristici più mattinieri di lui. Arrivavano anche le prime ragazze in costume per cominciare a far circolare il sangue alle gambe e ai piedi. Man mano che cominciavano a uscire dall'edificio, quasi tutti provavano a danzare. L'appuntamento mattutino di tutti i gruppi, convenuti da ogni parte della Sardegna, era il Monte Ortobene per la messa solenne, ai piedi della statua del Redentore. Alle 9:30 la piazzetta Sproni di Nuoro era già piena di giovani in costume, con abiti di ogni colore e oggetti che brillavano. Al brusio della gente si aggiungevano già i suoni discordi degli strumenti musicali che venivano provati e accordati. In un angolo della piazza il gruppo dei ballerini di San Luri provava il ballo campidanesu, mentre un gruppo del Sassarese si esibiva nel canto e nel ballo dell'Ogudore in festa. Il gruppo di Villa Puzzu danzava a suon di launeddas, una specie di cornamuse o zampogne senza sacco, le cui canne su tumbu e samancosas vengono suonate con valvole a regolazione manuale e col fiato a flusso continuo. I giovani di Villa Cidro provavano sannanza. Con questo ballo molti gruppi del Campidanese concorrono tra di loro per mostrare alla gente la loro abilità nel movimento rapidissimo dei piedi. Dall'altra parte della piazza Sproni, un gruppo del Sarcidano si cimentò in su ballo e sabella rosa, detto anche sudrobeddao, l'impastoiato. Il costume dorgalese è uno dei più belli dell'isola e soprattutto uno dei più preziosi. Però il gruppo era anche famoso perché uno dei peggiori organizzati. E tuttavia, oltre che alla Sagra del Redentore, andavano tutti gli anni alla cavalcata sarda, a Sassari e alla Sagra di Sant'Ifisio a Cagliari.
Il capogruppo dorgalese era da anni sempre prede di sporco. Durante le sfilate a Cagliari, a Sassari e a Nuoro, sbuffando, a un certo punto cominciava ad esclamare: «Bella cagata e bidda!» Allora, ci sarebbe stata sicuramente una selezione molto, ma molto più numerosa di letture. Il tempo è poco, perché credetemi, all'inizio erano tantissime, tant'è che inizialmente Maurizio mi ha detto: ma devo leggere tutto quello? Ho detto: no, tranquillo, questa è forse la 20ª selezione che faccio, perché effettivamente il libro offre tanto. Ci sono 4 capitoli dedicati solo alla Sardegna, dove inizialmente noi abbiamo visto la prima lettura che ha svolto Maurizio. Si apre con Angelino che è in corriera e sogna di ritornare in Sardegna, e poi c'è questa descrizione fisica dei torrenti, dei fiumi, dei luoghi impervi, del Supramonte. È una rappresentazione, diciamo, bucolica e amena della Sardegna. Però questa cornice così amena, così bucolica, a un certo punto lei la deve abbandonare, perché la Sardegna, nonostante sia bellissima e fosse bellissima allora, era arretrata economicamente. La domanda mia è questa: secondo lei adesso che cosa offre la Sardegna e quali sono le opportunità e le occasioni che adesso si hanno rispetto a prima? Una domanda, devo dire, difficilissima, perché adesso sono fuori dal mondo del lavoro. Comunque, allora, parlo di allora, non c'era nulla. Ecco, il pastore cominciava ad avere bisogno in casa di soldi per andare a comprare il concentrato di pomodoro e il lardo, anche che non era originale, molto buono per fare la pasta asciutta, insomma. Ecco. Non c'erano soldi, c'era questo mondo bellissimo, c'è ancora, e la Sardegna è ancora quella. Però piano piano si cominciava ad avere bisogno di soldini, comprare le macchine, comprare la macchina, la moto, la bicicletta, comprare la benzina per la macchina, farsi casa, comprare l'oro anche se si comprava prima. Prima si vendevano delle case o il carro per andare a comprare l'oro per quei costumi di cui parlavo prima. Insomma, c'era bisogno, non c'era lavoro. Angelino ci fu stato anche lavoro per manovali, perché ha fatto il pastorello, il contadino, ma anche il manovale di muratori. Se fosse stato lavoro a sufficienza anche per manovali, sarebbe stato ancora lì, forse. E invece anche lui decide di partire per lavorare. Ecco, per questo motivo cosa offre adesso? Certo, adesso sembriamo tutti ricchi, perché quella generazione di allora era poverissima. Poi pian piano siamo emigrati, siamo andati a manca, a destra, abbiamo lavorato, è arrivato finalmente un po' il boom economico del 70, e gli anziani, adesso sono anch'io anziano, a furia di lavorare siamo diventati un pochettino appena benestanti. I ragazzini di adesso molto spesso stanno vivendo col lavoro fatto dalla generazione scorsa, e vanno a casa, mangiano una bistecca, lasciano una bistecca perché ne vogliono l'altra, però con umiltà, anche bisogna accettare con umiltà tutti i lavori, anche i più umili. I lavori ci sono, ma sono anche lavori umili. Io dico, se non si trova il lavoro da maestro, comincia uno a fare il lavoro da manovale. E questo è il punto. Cosa offre? I lavori ci sono, però sono duri, perché i lavori più umili sono duri. E io dico ai ragazzi, cominciate dai lavori duri, cominciate a fare anche quelli, studiate, e prima o poi arriverete a lavori più dignitosi, insomma, no? I lavori ci sono in Sardegna, siccome non li vogliono fare moltissimi sardi, e allora ecco che vengono lasciati agli altri che arrivano da fuori questi lavori, anche perché si offrono diciamo a migliori prezzi, insomma. Ecco. Cosa offre? Quello che offriva allora, bisogna essere umili, lavorare e studiare possibilmente. Allora, da queste prime 2 letture voglio vedere se siete stati attenti. Allora, noi siamo abituati a leggere romanzi autobiografici in prima persona. Com'erano queste letture in prima persona? Non ascolta il pubblico. No, era in terza persona. Era in terza persona. Come mai lei ha scritto in terza persona? Questa è una curiosità. Come mai non in prima persona?
domanda bellissima, perché io ho incominciato a scrivere così per indigestione di vita vissuta. Ne hanno parlato i giornali diverse volte, perché avevo paura di morire, avevo una tachicardia, perché a un certo punto lavoravo e studiavo, cioè di giorno quando andavo alla scuola industriale per perito elettronico, andavo di scuola di notte, pomeriggio tardi, e lavoravo di giorno. Viceversa all'università andavo di giorno e lavoravo di notte. Ecco, qualche volta perdo il punto della domanda. No, dica. L'ho già perso. Perché in terza persona? Ecco, perché in terza persona? Scrivendo queste cose mi sono accorto io, siccome la modestia non fa parte di me, sono abbastanza superbo, che potevo dire delle cose più interessanti della semplice autobiografia, diciamo, che potevo andare nel mondo antropologico, infatti descrivo le erbe, le piante, gli animali allo stato libero, la vita dei pastori. Quando vado poi in Fiat a Torino prendevo anche le misure delle strade, vado nelle presse e faccio una descrizione ingegneristica delle presse di Mirafiori. Si vede che lei è laureato in matematica e fisica. Che sono grosse come palazzi, e faccio le descrizioni persino degli anelli, che chiamiamo bronzine, di quelle cose lì. Mi sono accorto che potevo fare di più da un punto di vista antropologico. E allora, per oggettivizzare ancora di più, oggettivizzare la parola che sto usando, sono passato alla terza persona. Angelinus sono io fino a un certo punto. Angelinus sono gli Angelinu del mondo e gli Angiulleggiu, perché Angiulleggiu mi hanno chiamato anche in altre scuole del Cagliaritano, siamo ad Elmas e poi a Decimo Manno, mi pare, eccetera, no? Mi piace anche quello. Per oggettivizzare ancora di più, per dire attenzione, non sono solo io Angelino, sono gli Angelinu del mondo e gli Angiulleggiu del mondo. Ok, grazie. E invece adesso vi facciamo ascoltare una lettura che abbiamo intitolato La scuola. Il caseggiato scolastico è l'edificio più grande che si trovi andando in paese. Davanti al caseggiato si ergono alcuni bagolari e silquastri. Il primo piano dell'edificio era allora adibito per metà alle scuole medie e per metà alle scuole elementari. Il piano rialzato era utilizzato solo per le scuole elementari. Nell'ingresso principale c'era sempre il vecchio bidello, zio Baddore, che faceva rintoccare una piccola campana che scandiva l'inizio e la fine delle lezioni. Zia Elissia e zio Bacchisi erano i due aiutanti bidelli. Il piano seminterrato dell'edificio era adibito nel corridoio a palestra, le aule a scuole di avviamento professionale, a indirizzo agrario per i maschi e di economia domestica e cucito per le donne. Per accedere al piano seminterrato, come del resto per accedere a tutto l'edificio, bisognava passare davanti al canuto zio Baddore, che raccomandava sempre diligenza e serietà, facendo il cenno con la mano destra. Nel corridoio del piano seminterrato c'erano le attrezzature sportive. La fune di canapa, pendente dal soffitto, si trovava in fondo al corridoio, davanti alla porta dell'aula 5. Questa corda, più che per le lezioni di educazione fisica, veniva utilizzata dai ragazzi per volare seduti su un grosso nodo al capo inferiore. Zio Bacchisi non voleva che si giocasse con quella corda e praticava su di essa tanti nodi per accorciarla e non farla raggiungere gli scolari. Zio Bacchisi non era molto alto e i nodi venivano regolarmente sciolti. Un giorno Angelino si presentò a scuola ben vestito e pulito come forse mai era stato.
Per la prima volta portava dei pantaloni che, se non fino alle scarpe, come quelli di Sossennores, gli arrivavano fino sotto le ginocchia, dove terminavano aderenti alle gambe, dentro le uose di velluto. Ha pure le scarpe, calze e camicie giacca nuove, e anche ben pettinato, con farfalla ben incollata sulla fronte. La famiglia di Anzelino non è che fosse diventata ricca improvvisamente. Il vestito era il regalo di alcuni parenti per l'esame di terza avviamento. Nel numero 5 c'era la classe terza al completo e quando fu il turno di Anzelino, sbucando dalla finestra, dall'aula che dà sul giardino, anche i bidelli si misero ad ascoltare l'interrogazione. Il professor Birari, sapendo che Anzelino conosceva il libro a memoria, per farlo impappinare, lo interrogava cominciando dagli ultimi capitoli e saltando di qua e di là, ma Anzelino rispose ogni volta, non si impuntava mai. Dopo l'esame, professor Peritti voleva indirizzare Anzelino in una scuola professionale per arti e mestieri, oppure in un istituto tecnico per l'agraria. Gli avrebbe trovato un collegio a Bosa dove studiare, con una spesa limitata, e in seguito lo avrebbe aiutato a trovare lavoro. I familiari non potevano sostenere neanche questa spesa. Tuttavia, sollecitati dall'insegnante deciso di accollarsi ulteriori sacrifici, purché il rendimento scolastico si fosse dimostrato buono. Ma la decisione spettava comunque solo ad Anzelino. Fu messo alle strette a casa sua, dalla madre e dal professor Peritti. Dunque, deciditi, Anzelino, scuola o lavoro? Lavoro, rispose Anzelino, a bassa voce, ma deciso. Allora, questa è la descrizione che lei fa della piccola scuola di Dorgali, quella del suo paese, la descrizione che fa dell'esame della terza media e poi la possibilità che gli era stata data di continuare gli studi in qualche modo con degli studi professionali, credo. Poi invece lei dice lavoro. A un certo punto, noi abbiamo detto anche prima che Anzelino ritorna nei banchi di scuola e non lo fa nel modo più semplice possibile, lo fa da studente lavoratore, frequenta le lezioni la sera dopo che fa il turno di lavoro che è veramente molto pesante, rischia addirittura di arrivare in ritardo e i bidelli di quella scuola chiudevano sempre i cancelli e lei era sempre costretto quasi a litigarci. Quando è che è nata la consapevolezza di voler ritornare a scuola e soprattutto che l'istruzione avrebbe realmente cambiato la sua vita? Cioè era una cosa che lei sapeva già oppure è una consapevolezza che lei ha maturato quando si è trasferito? C'era tutta la vita questa consapevolezza di continuare, ma la consapevolezza era quella di lavorare e di studiare. Ecco, il lavoro per dare qualche soldo alla famiglia, l'ho già detto prima, per comprare persino il concentrato di pomodoro. E lo studio per realizzare il personaggio, per realizzare il sottoscritto, insomma, ecco. E così ho fatto, sono iscritto a questa scuola serale statale di Torino, il Peano, ci voleva 2 autobus da dove abitavo io, almeno 2 autobus, oppure prenderne uno e poi cominciare a correre. E allora ci sono le scene lì, purtroppo veritiere di Anzelino che corre per arrivare alla scuola e a volte trova ugualmente il cancello chiuso. Queste sono delle scene dello studente lavoratore Anzelino, insomma. Però la voglia di continuare a studiare è stata sempre, anche quando Anzelino ha detto lì lavoro. Lo dice anche a bassa voce, oltretutto. Invece adesso presentiamo un'altra lettura, una lettura che ci porta più ad un viaggio di conoscenza storica. Abbiamo detto che lei a Torino ha trovato lavoro, non abbiamo detto però inizialmente che faceva, credo, il manutentore di semafori, quindi lei soprattutto vedeva perché era in alto, credo, si doveva sistemare. Quindi ha detto anche che effettivamente lei saprebbe anche le misure esatte delle strade in cui lavorava. Da matematico ne sono sicura. Lei descrive con la stessa precisione in cui descrive geograficamente la morfologia del territorio di Dorgali, fa la stessa descrizione dei cortei, delle vie dei cortei, degli scioperi, dei manifestanti del 1969, quello che viene chiamato l'autunno caldo.
L'autunno caldo è un termine che era stato coniato dall'allora segretario del Partito Socialista Italiano, Francesco De Martino, proprio perché in quel periodo, allora voi non dovete pensare a questo, allora in analisi retorica si chiama ossimoro, autunno caldo, è un ossimoro meteorologico, chiamiamolo. Non dobbiamo pensare all'autunno sardo, siamo quasi in autunno, c'è Vasca dei Limmi, siamo ancora con le scarpe aperte, pensiamo all'autunno torinese, che è il nostro inverno praticamente. Come fa un autunno ad essere caldo? Quasi impossibile. Però l'autunno di quell'anno era diventato incandescente proprio per l'atmosfera che si respirava, perché quel periodo si inseriva in un periodo già di lotte abbastanza accese, che poi la stampa, questo autunno caldo, questa metafora, l'ha fatta propria, la stampa italiana, e l'ha utilizzata ogni volta per raccontare quindi questo periodo di battaglie, di lotte che aveva visto tanti protagonisti, gli operai, gli studenti, i sindacati, ma anche la gente comune che talvolta si univa ai cortei dei manifestanti. Quindi noi facciamo questa lettura e poi dopo le faccio una domanda, ok? Gli ultimi mesi di quell'anno dovevano passare alla storia come quelli dell'autunno caldo. E da un punto di vista geografico, il più caldo di quell'autunno si ebbe davanti alla palazzina centrale della Fiat Mirafiori, dove alcuni scontri, spesso, si trasformavano in guerriglia. Questo accadeva quando il patronato faceva attaccare gli operai dai furgoni blindati e dai cellulari delle forze dell'ordine. Man mano che la stagione diventava più fredda, l'autunno si faceva incandescente. Oltre ad assistere come spettatore alle manifestazioni operaie, coordinate dai sindacati e altre promosse dei giovani, che scavalcavano i sindacati stessi e che spesso si trasformavano in tafferugli con lanci di sassi, di manici di bandiera, di bombe lacrimogene, con manganellate, pugni, calci, strilli di dolore, rincorse a piedi e con automezzi, ferite, arresti, incubo, angoscia della famiglia che abitava in quei paraggi. Angelino si doveva recare in quei posti per rimettere in piedi o portare via i rottami dai semafori divelti. Lo sciopero si era esteso a tutte le categorie dei lavoratori torinesi e del Piemonte. L'astensione da lavoro era per l'intera giornata. Uscendo di casa, Angelino sentì istintivamente che la giornata era diversa dalle altre. Il cielo era totalmente coperto da grandi nubi cumuliformi che, eclissando i raggi del sole, immergevano la città in un buio totale che sembrava già passato il crepuscolo serotino. Il vertice occidentale della pianura padana, dove sorge il capoluogo piemontese, è protetto dal vento. A ponente e a nord dalle Alpi e a sud dall'Appennino settentrionale. Solo in casi eccezionali nella città c'è brezza. In quella giornata tenebrosa, a Torino, non c'era neanche il venticello. Eppure nell'aria si sentiva qualcosa che si muoveva. Angelino si accorse che un corteo di metalmeccanici, formatosi ai cancelli della Fiat Lingotto, avanzava verso il centro. Giunto in prossimità di Corso Marconi, Angelino si fermò. I manifestanti avanzavano urlando uno slogan verso Piazza di Amicis. Davanti ad Angelino era un altro corteo di alcune centinaia di persone che attendeva composto di accodarsi ai metalmeccanici. Erano gli studenti della facoltà di architettura. Alcuni di questi portavano degli striscioni con scritte che indicavano la scuola di provenienza e parole di solidarietà per gli operai. Assieme agli altri studenti c'erano quasi tutti i professori.
La precedenza ai grandi cortei uscenti dalle fabbriche la davano tutti i piccoli gruppi di dimostranti. Prima di giungere in prossimità in Corso Marconi, quel mattino, l'elettricista dei semafori aveva notato nelle vie laterali tanti altri lavoratori in attesa, con striscioni e bandiere pronte ad accodarsi. Gli operai della Fiat Lingotto finalmente arrivarono. Se dai cancelli della fabbrica erano partiti in 20 o 30.000, adesso, in quel corteo, gli operai che urlavano in coro e con tutta la voce che avevano in gola erano almeno 40.000. Il fronte del corteo che avanzava fluttuando nel buio della giornata ricordava ad Angelino la piena del rio Frumenetto. Bellissima questa descrizione, ce ne sono tantissime così belle, addirittura avrei scritto anche l'analisi della classe operaia, che mi è piaciuta un sacco, fa un'analisi dettagliata, non solo della classe operaia, della necessità che questa in quel periodo rimanesse compatta, io dico anche oggi, visto la situazione che c'è, anche in questo momento, ma fa anche un'analisi delle gerarchie, dei reparti, il vice capo, il vice caposquadra, il vice capo, il vice capo, il vice uomo, il vice capo uomo. Chi ha fatto l'operaio in quegli anni sostiene che l'operaio non è solo un mestiere, l'operaio è uno stato d'animo, una condizione esistenziale. Questo lo si dice anche degli insegnanti, che non è un mestiere, è una vocazione. Lo si dice anche dei precari, specialmente dei precari della scuola. È una condizione perenne da cui non so se usciremo mai. Io questo le voglio chiedere. Lei adesso è in pensione. Anche nella brochure del festival c'è scritto Angelo Carta, operaio scrittore. Qual è il suo stato d'animo? Il mio stato d'animo? Io ho scritto queste cose, l'ho detto prima, per superare questa indigestione di vita vissuta, per cercare di dire qualcosa. Anche ai posti mi sono illuso di capire qualcosa di matematica, di antropologia, eccetera, approfondire le cose. Quindi il mio stato d'animo è che comunque c'è sempre il diritto di tutti, anche oggi, a superare, anche di voi precari, perché anche io ho fatto il precario per molti anni nella provincia di Nuoro. Ecco. E invece ci si lascia i precari anni e anni senza passare mai di ruolo, senza fare concorsi riservati per loro che hanno 20 anni di punteggio e si immergono magari anche ragazzini appena laureati. Invece bisogna dare punteggio anche a un professore, per esempio, che perde il concorso per numerose volte. Il mio stato d'animo è sempre quello dalla parte dei più umili, insomma, ecco. Non ho capito bene la domanda, qual è il mio stato d'animo. Io sono in pensione, sono felice perché faccio dei lavori anche nel Supramonte adesso, eccetera. Io mi realizzo facendo anche altre cose. Cosa si occupa adesso? Io lo so. Adesso mi occupo della ricostruzione degli ovili dei caprari nelle cime più impervie delle montagne del Dorgalese, del Supramonte, insomma. Presiedo un comitato di pazzi, perché il più pazzo sono io, a costo zero, ne abbiamo già ricostruiti 12, quegli ovili conici che si mettono dei tronchi di ginepro sopra dei muretti cilindrici, e lì abitavano i nostri pastori. Prima, anche oggi non ci sono case nelle montagne, perché non si può andare a portare la calce, il cemento, eccetera, eccetera. E faccio anche queste cose qui. Mi diverto, c'è lavoro, però ci sono una cinquantina di persone che mi seguono e facciamo anche queste cose qui. Più altre cosette, insomma. Quindi io mi sento realizzato. Invecchiando, però mi sento abbastanza realizzato. Il mio stato d'animo è quello. Sono felice, ma sempre tipo malinconico e meditabondo, insomma. Allora, quella che proponiamo adesso è una lettura finale, è quella che abbiamo scelto come